Per qdpnews.it siamo venuti a Soler. Alle mie spalle, al di là della provinciale, c'è il Borgo Teson. Lì, fra un mese, potrebbero arrivare 80 profughi. Siamo venuti a capire in paese che aria tira. Quest'oggi ci siamo appunto trovati con la comunità di Soler per condividere un po' quello che è stato un incontro, diciamo, informale che abbiamo avuto con il sindaco mercoledì scorso, in cui abbiamo mostrato un po' il nostro disappunto in merito all'arrivo di questi 80 profughi. Sicuramente noi non diciamo che queste persone non le vogliamo, quello che effettivamente a noi manca è la possibilità di integrare queste 80 persone su un paesino di poco meno di 100 persone. Qual è la cosa che vi preoccupa di più? Quello che ci preoccupa di più effettivamente è il rischio che queste persone vengano ghettizzate all'interno di un luogo che per noi riterrei, per i nostri nonni, per quelli che hanno vissuto presso il borgo ancora all'epoca del conte Brandolini, che questo posto comunque possa essere, diciamo, annullato l'aspetto storico del luogo. In concreto come vi state muovendo? Attualmente appunto c'è questo comitato formato dalla comunità di Soler che si sta muovendo sotto l'aspetto mediatico, cercando appunto di far vedere alla gente che siamo preoccupati dall'arrivo di queste 80 persone e cercheremo comunque sempre nel rispetto di tutti quanti di portare a conoscenza le persone di quello che sta succedendo nella vallata. Sicuramente l'arrivo di 80 persone potrebbe risultare un qualcosa di negativo per le attività del luogo, soprattutto quelle turistiche. Il comune di Cison di Valmarino negli ultimi anni si è sviluppato notevolmente sotto l'aspetto appunto della ricettività alberghiera. Pensiamo anche alle manifestazioni quali Artigianato Vivo, Stelle di Natale, piuttosto che Assaporando Cison, in cui comunque abbiamo persone che vengono un po' da tutte le parti d'Italia, se non addirittura anche da tutte le parti del mondo. Allora, il comitato, oltre che una raccolta firme, che ha organizzato già da un paio di giorni, ha deciso di fare una camminata di protesta. Si pensava in un primo momento a una fiaccolata, però abbiamo deciso che per l'ordine pubblico e l'incolumità delle persone che partecipano, di non fare più questa fiaccolata e organizzare una camminata che partirà da Piazza Tovene il giorno 23 alle ore 14 e arriverà a Borgo Tezzon. Ci hanno fatto passare come razzisti, come non vogliamo questi profughi. In realtà, a parte il problema che potrebbe scombinare un po' la comunità, tutta la vita sociale che abbiamo, trattare questi profughi come merce per ottenere soldi a noi sembra una cosa ingiusta e vorremmo capire appunto come mai è permessa questa cosa. In concreto quello che ci spaventa è il fatto che questi profughi sono tutti uomini. Noi abbiamo visto dalla televisione dei profughi che stanno arrivando dalla Turchia e salgono in centro Europa, che sono donne, bambini, anziani. Questi che teoricamente vengono inviati qui sono ragazzi solo uomini e non capiamo come mai sono profughi ma solo uomini.